Panico nel centro commerciale Panorama di Villorba, forse per il freddo scoppia un serbatoio caldaia sul tetto dell'edificio, il boato sentito fino a Spresiano e le porte di Treviso, edificio evacuato, crollato un controsoffitto. Rogo in un'abitazione di Mira, la colonna di fumo in cielo fa scattare l'allarme, i due anziani residenti scappano in tempo, ricoverati in ospedale per il freddo. Camorra a nord-est dopo l'inchiesta di Trieste che ha svelato il sistema di estorsione, minacce e imprenditore e lo shock di Portogruaro e Resana, città dove agivano i due principali arrestati nel blitz. 3 arresti e 11 indagati, operazione della Guardia di Finanza di Verona che scopre un sistema per favorire l'immigrazione clandestina di immigrati, coinvolti anche 2 insospettabili studi di consulenza del lavoro. Ieri sera a 20:10 Adriano Sabadini, il figlio del macellaio ucciso nel 1978 a Santa Maria di Sala da Cesare Battisti, il ricordo di quel giorno tragico e la rabbia. I 40 anni di Antena 3, domani a Treviso la consegna del riconoscimento della città alla nostra emittente, in lizza anche per il Totila d'Oro, diretta dalle 13 alle 14. Un percorso nel cuore di Treviso, la scoperta delle più belle rappresentazioni della natività, non solo ma anche delle opere d'arte ospitate nelle chiese cittadine. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca, e la cronaca di una mattinata convulsa con tantissime telefonate ai vigili del fuoco e non solo. A Villorba, siamo dunque nella Marca trevigiana, per un boato sentito a Villorba ma anche nella vicina Spresiano e poi alle porte di Treviso, una vera e propria esplosione che ha fatto scattare un allarme, anche una psicosi in questo periodo ovviamente di allerta massima sicurezza. Si trattava però dello scoppio, dell'esplosione dovuta probabilmente al freddo di una sorta di serbatoio di acqua, un grosso serbatoio di acqua per una caldaia sul tetto di un centro commerciale, il centro commerciale Panorama. Allora ci racconta quanto è successo, con anche il dramma di chi è dovuto uscire in tempo dai negozi. Fortunatamente tutto ciò è avvenuto all'apertura del centro commerciale. Dicevamo, ce lo racconta Lucio Zanato che fino a poco fa ha seguito questa vicenda proprio a Villorba. Lucio. Buongiorno, vi parlo dall'esterno della sede del Panorama a Castrette di Villorba, dove questa mattina, poco dopo le 9, c'è stato un forte botto che ha di fatto bloccato completamente tutto il centro commerciale. Si parla di una cisterna di impianto di riscaldamento che è andata in pressione, ma saranno i vigili del fuoco a stabilire le esatte cause del botto, che di fatto è scoppiata, un botto che si è sentito fino a Spresiano, con il sindaco che si è premurato via Facebook di dire che non c'era nessun tipo di attentato, e poi naturalmente fino alle porte di Treviso, questo giusto per dare la sensazione. Qui tutta la corrente è stata staccata, il centro commerciale è chiuso, i dipendenti sono stati fatti uscire, il botto ha fatto crollare internamente i controsoffitti della zona della macelleria dove pare appunto ci fosse sopra questa caldaia. Per fortuna non c'è nessun ferito, tutti sono stati fatti uscire e sono rimasti almeno per mezz'ora al freddo, poi sono stati portati negli uffici, diciamo così, della direzione del Panorama. Comunque al momento ci sono fuori ancora i vigili del fuoco che stanno verificando la situazione della struttura, anche le commesse degli altri negozi sono state fatte uscire e adesso una per una le stanno facendo rientrare per chiudere la cassa, perché al momento tutta la struttura non è attiva. C'erano pochissimi clienti all'interno perché erano state appena aperte le porte, però ripeto, nessun danno a persone. Danni limitati anche alla struttura, alla zona delle macellerie dove appunto c'è stato questo botto al di sopra, con alcuni finestroni che sono sono scoppiati, la parte plasticata ci hanno detto, mentre i vetri che sono blindati hanno tenuto e alcuni controsoffitti. Non si sa al momento quando riprenderà l'attività qua al centro commerciale, ma per il momento insomma qui è tutto chiuso e fermo. Per i rilievi ci sono anche i carabinieri e al momento da Castrette è tutto, restituisco la linea. Grazie a Lucio Zanato. Un'altra situazione di panico, questa volta ha visto protagonisti 2 anziani che sono scappati letteralmente in strada in pigiama al freddo e per questo poi sono stati anche ricoverati in ospedale quando la loro casa è andata in fiamme. È successo a Mira questa mattina, ci racconta nei dettagli cosa è accaduto Ilaria Marchiori. Ilaria.
Buongiorno da Mira, dove questa mattina presto è scaturito un incendio in una legnaia di via Argine Destro, canale Taglio, e dopodiché le fiamme si sono propagate al piano terra dell'abitazione. I vigili del fuoco sono giunti sul posto poco dopo, alle spalle non distante dal centro della cittadina, per prestare soccorso e domare le fiamme. Non risultano al momento persone direttamente coinvolte, ma 2 anziani sono comunque stati accompagnati in ospedale perché erano molto infreddoliti e probabilmente dopo essere usciti per allontanarsi dal pericolo e quindi essere rimasti fuori al freddo. Le fiamme e il fumo sono stati notati dalle persone che transitavano sulla strada adiacente al canale e dunque sul posto poco dopo sono giunti anche i carabinieri di Mira. L'incendio, stando ai primi elementi raccolti, sarebbe comunque di natura accidentale. Da Mira è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie anche a Ilaria Marchiori. Adesso torniamo a parlare della inchiesta della Procura di Trieste e della Direzione Investigativa Antimafia di Trieste, che di fatto ha scoperchiato il sistema dei casalesi, il clan camorristico, a quanto pare purtroppo ben insediato a nord-est, il sistema per fare estorsioni e minacce a imprenditori, soprattutto nella parte est ovviamente del Friuli Venezia Giulia, ma con le ramificazioni importanti nel Veneto, Portogruaro e Resana. Oggi le città dei 2 principali, tra i 7 arrestati nell'inchiesta, si sono svegliati ovviamente con l'incubo della presenza fisica della camorra nei loro territori. Allora torniamo a parlare di questa indagine con il servizio da Trieste. Minacciavano i creditori italiani e croati mostrando loro foto di mogli, figli e altri familiari, costringendoli a rinunciare alle somme dovute e a cedere invece case e terreni. È uno dei particolari più inquietanti della maxi operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, che ha dato una spallata al clan dei casalesi ramificato nel nord-est e che ieri ha portato all'arresto di 7 persone. L'accusa è di aver partecipato a vario titolo a estorsioni ai danni di imprenditori, aggravate dal metodo mafioso e dalla transnazionalità del reato e finalizzate a favorire gli interessi del noto clan camorristico. È un'operazione inedita per Trieste perché, come spiegato dal procuratore capo Carlo Mastelloni, non è mai accaduto prima che venissero arrestate nella stessa operazione 7 persone con l'aggravante del metodo mafioso. Non semplici infiltrazioni, ma veri insediamenti di criminalità organizzata, ha sottolineato. Tutto ha avuto origine dal broker di Portogruaro Fabio Gaiatto, in carcere per una truffa da 72 milioni di euro nei confronti di circa 3.000 clienti. 12 di quei milioni però erano stati investiti dalla camorra e per farli fruttare Gaiatto aveva puntato sul mercato croato, investendo in società immobiliari, finanziarie e auto di lusso di imprenditori italiani o croati, per lo più operanti a Pola. Il broker si era allargato in Slovenia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Romania e Repubblica Ceca. Le ordinanze di custodia cautelare in carcere ottenute dal presidente della sezione per le indagini preliminari Guido Patriarchi seguono ad articolate quanto complesse indagini coordinate dal procuratore della Repubblica Carlo Mastelloni e dal sostituto procuratore della DDA di Trieste e vedono indagate complessivamente 13 persone. Un'altra importante operazione è questa della Guardia di Finanza di Verona, che ha arrestato 4 persone nell'ambito di un'inchiesta sulla immigrazione clandestina. Gli arresti sono stati eseguiti tra le province di Verona, Treviso e Udine. 11 gli indagati accusati di associazione delinquere finalizzata al favoreggiamento della immigrazione clandestina mediante produzione di documentazione fittizia, sfruttamento del lavoro, riciclaggio e autoriciclaggio dei proventi illeciti. Sono coinvolti anche 2 studi di consulenza del lavoro di Vicenza e Padova che si adoperavano per produrre documentazione non veritiera, come contratti di lavoro e buste paga create ad hoc per far rimanere gli immigrati in Italia. Tutti i dettagli ovviamente questa sera per scoprire quest'altro malaffare dello sfruttamento dell'immigrazione clandestina, appunto, con le false assunzioni. Adesso a Cortina alle prese da ieri, lo sapete, con la rottura della tubatura del gas metano che ha portato per parecchie ore ieri la città ad essere al freddo. Come sapete c'è stato il ripristino della tubatura e le utenze più importanti, quindi dalle scuole, agli ospedali e poi a gran parte degli hotel sono state ripristinate. Mancano però ovviamente all'appello ancora molte utenze private. Allora sono riprese a pieno ritmo questa mattina le operazioni di ripristino e di messa in gas della rete a servizio del comune di Cortina. BIM Belluno Infrastrutture
Dice una nota, ha ultimato la riparazione e ha iniziato progressivamente ad attivare le utenze collegate alla media pressione. Le operazioni proseguiranno celermente anche nel corso della giornata. È prevista infatti la riattivazione delle utenze in media pressione ancora non ripristinate, quindi soprattutto le utenze private, ma ovviamente queste utenze sono rimaste al freddo per tutta la nottata di ieri. A proposito di freddo, attenzione al ghiaccio sulle strade. Ieri sera un automobilista ha rischiato grosso per sé e per altre 2 persone che aveva a bordo. È successo a Cittadella. 3 feriti, uno estratto dall'auto dai pompieri, gli altri 2 usciti da soli dal mezzo a causa di un incidente avvenuto a Cittadella in via Zucca, angolo via Sant'Antonio. Forse a causa del ghiaccio sull'asfalto o della velocità, il conducente ha perso il controllo dell'utilitaria. I 3 feriti sono stati presi in cura dal SUEM 118 per essere portati in ospedale. Sul posto la polizia stradale per i rilievi. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 1 ora e mezza. Un dramma familiare nel veneziano, una madre scopre che la figlia con la droga e chiama i carabinieri che denunciano la prima detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È accaduto a San Donà di Piave, dove i militari sono intervenuti per sedare una lite scoppiata tra la madre e la figlia, che era stata rinvenuta della droga nella camera da letto della giovane. La ragazza, di 19 anni, è stata perquisita e trovata in possesso di 5 grammi di hashish e poi una bustina, 10 grammi di chetamina, una sostanza stupefacente allucinogena. Restiamo nel veneziano. Ieri sera, ospite di Ferdinando Avarino, A20:10, Adriano Sabbadin, figlio di Lino, ucciso 40 anni fa dal terrorista Cesare Battisti, alla quale gli agenti di polizia italiani stanno dando la caccia in questi giorni dopo il via libera all'estradizione e la sua fuga, a quanto pare in Bolivia. Il racconto drammatico di quel giorno, il ricordo di quel giorno e anche la rabbia di un figlio che cerca giustizia dopo 40 anni. Sentiamo alcuni estratti della puntata. Sono in contatto con un corrispondente del giornale dal Brasile e mi diceva che lui ha segnalato questa cosa ancora tramite un articolo sul giornale ancora ad ottobre, che Battisti doveva essere arrestato e dopo la decisione per l'estradizione. Come andò quel giorno, se lo ricordo? 16 febbraio 79? Lo ricordo benissimo, erano quasi le 4:30 del pomeriggio, vidi questa macchina passare che l'avevo già notata qualche istante fa al mattino e mi spostavo per pochi metri per fare una telefonata, che mio padre mi disse di fare una telefonata e sentii sparare. Sono stati anche decenni lunghi in cui quelle immagini facevano il giro del mondo. I processi e tutta la storia è stata una cosa orrenda, veramente orrenda. E quel sorriso impresso sulla faccia di Cesare Battisti. Esattamente, mi fa anche ribrezzo, fa fastidio anche guardarlo. Questo prova lei? Sì. Ha mai letto i libri di Cesare Battisti? Neanche non li voglio leggere. Sarebbe un affronto? Assolutamente, mi confronterei, sì, faccia a faccia, ma perché vorrei che ammettesse la verità, che lui dice che non è colpevole. Se prenderanno Battisti, io chiudo il capitolo. Anche il capo dello Stato napolitano allora anche il capo, sì, esattamente. Si disse deluso, poi c'è però quella parte di... Che è morta. Cioè? Chi? In che senso? Che è svanita, diciamo. Quella parte che cercava di sostenervi, dice, è svanita? Esattamente. Ma oggi si sente solo? No, perché ce ne sono quelli nuovi, per esempio il ministro Salvini, e mi sembra che si stia dando da fare. Lo ha mai sentito? Lo ha mai incontrato Salvini? No, ancora no. Avrebbe piacere di farlo? Sì, ci stiamo contattando anche per l'anno prossimo, per l'anniversario della morte di papà. Cosa vuole preparare per quell'anniversario? Ci stiamo lavorando anche noi. Può dirci qualcosa? Sarà una giornata particolare. Sarà una giornata particolare. A Santa Maria di Sala o pensa di fare? Sì, nel nostro paese. Quindi è possibile che magari Salvini per quel giorno venga a trovarlo? Ce lo auguriamo. I francesi, così, no? Li odio a morte, veramente mi fanno schifo e quel tempo proprio non riuscivo a capire, a comprendere perché si schieravano a favore di Battisti, che mi rilasciai diverse interviste spiegando e loro contenevano
a Cioè sostenerlo. lei ha spiegato anche alla Francia tramite gli organi di stampa Esattamente, che cosa è successo alla sua famiglia sì. e continuavano a sostenerlo. Sì. Queste le parole di Adriano Sabadin, adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo a parlare di smog e di blocchi. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale per tornare a parlare di smog e di blocchi del traffico, perché Padova potrebbe vivere un Natale con il blocco del traffico, un'eventualità che suscita più di una polemica in città. I giorni di sforamento consecutivi si accavallano e se il livello di PM10 nell'aria rimane sopra i 50 microgrammi a metro cubo, per la città di Padova si potrebbe annunciare un nuovo stop alla circolazione che obbligherebbe 170 famiglie a tenere l'auto in garage e provocherebbe grosse difficoltà a svolgere la propria professione a parecchi commercianti e artigiani, ma soprattutto il blocco del traffico arriverebbe in un periodo cruciale per l'economia cittadina come quello natalizio, tanto da essere stato definito un suicidio dal presidente dell'Ascom Patrizio Bertin. Gli occhi sono quindi puntati sul responso dell'ARPAV che alle 13 di domani emanerà un bollettino che in molti aspettano come una sentenza, ma non tutti sono d'accordo. C'è anche chi, come Massimiliano Pellizzari dell'Associazione Commercianti del Centro, ricorda come la legge regionale non imponga ai comuni il blocco delle auto, ma solo a prendere i provvedimenti che ritiene più opportuni. A fare scuola ci sarebbe il caso di Rovigo, dove erano scattate delle deroghe. Di tutt'altro avviso Legambiente, che ricorda come le regole siano quelle stabilite dal cosiddetto accordo padano e che un'emergenza che mette a rischio la salute deve essere comunque affrontata. Nel frattempo l'unico evento che potrebbe risolvere in breve la questione, una giornata di pioggia, e al momento anche il grande assente. Parliamo di Antena 3, adesso sono giorni importanti, giorni di ricordo per i 40 anni della nostra emittente, ieri esattamente i 40 anni esatti dall'inizio della programmazione ufficiale di Antena 3 e domani c'è una giornata altrettanto importante perché la nostra emittente riceverà un premio, un riconoscimento da parte della città di Treviso per i suoi 40 anni di storia e seguiremo questa cerimonia, questo riconoscimento che verrà dato dal sindaco di Treviso Mario Conte, lo seguiremo in diretta dalle 13 alle 14 proprio per farvi vivere questo momento importante per Antena 3. Possiamo iniziare così. Il segnale si accende il 16 dicembre, la programmazione inizia ufficialmente il 18 dicembre 1978. Un'Italia, un Veneto e una Marca profondamente diversi, cambiati e non di poco in 4 decenni. E a raccontare ogni giorno questi cambiamenti, le vittorie, le sconfitte, le tragedie, le gioie, le piccole e grandi storie della nostra e vostra vita, un nome, Antena 3. La storia è passata attraverso questi schermi ed è un viaggio che non si ferma, che continua ancora oggi, come sempre, nelle vostre case, al vostro fianco, dando voce a una terra, la Marca, il Veneto tutto, che sa di contare molto in un più grande panorama. È un viaggio che stiamo ripercorrendo tutti i venerdì dalle 21:15 con la trasmissione 40, ogni settimana una tappa di questa storia lunga 4 decenni. Ma quello di Antena 3 è un compleanno che vedrà domani anche un passaggio epocale, un premio a 40 anni, passate a dar voce ai vostri problemi, alle vostre esigenze. In una diretta speciale, domani dalle 13 alle 14, il sindaco di Treviso Mario Conte donerà un prestigioso riconoscimento da parte della città alla nostra emittente. Un modo per dire grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato e che ci lavorano, a chi ha contribuito a risollevarla nei momenti di difficoltà, tenendo duro e superando gli ostacoli in momenti di grandi cambiamenti. Antena 3 c'è stata, c'è e ci sarà. E ve lo racconteremo in diretta, come sempre, impegnati da 40 anni a narrare le piccole e grandi storie, a registrare in ogni suo battito la vita di un territorio. Diretta dunque domani dalle 13 alle 14, peraltro Antena 3 è in rosa anche per ricevere il Totila d'Oro proprio dalla città di Treviso, staremo a vedere. Restiamo a Treviso per parlare però della provincia di Treviso. Ieri alla sede della provincia Sant'Artemio l'esame del bilancio dell'ente provincia, una novità che preoccupa le opposizioni, la perdita di una nuova delega, cioè quella della difesa del suolo.
È ancora un bilancio insufficiente che non ci dà possibilità di far nulla rispetto all'ordinario, ma riusciamo a chiuderlo e non viviamo situazioni di dissesto o predissesto, pericoli che abbiamo corso nel 2017. Un bilancio provinciale magro, ma meno scarno dell'anno scorso, perché il prelievo di risorse da parte dello Stato si è ridotto al 43% rispetto a quasi il 70% del 2017. Vi è una posta in più alta per le strade, per la manutenzione straordinaria delle strade, in quanto il riparto del governo fa sì che la provincia di Treviso abbia 3 milioni e mezzo a disposizione rispetto al 1,5 milioni circa che aveva l'anno scorso. Giusto per dare la misura, uno sfalcio di erba costa 220.000 euro, quindi non vi saranno potenzialità per poter esprimere nuova progettualità. Interverremo su quella carente manutenzione straordinaria di cui le strade patiscono in provincia di Treviso da ormai troppo tempo. Ma non ci si faccia illusioni, niente nuove opere, 2.600.000 euro per le scuole, di cui solo $500.000 per la manutenzione straordinaria, 1 milione all'ambiente e poco di più ai trasporti. E poi la sorpresa dell'ultimo minuto, la Regione che ha avvocato a 6 nuove deleghe. Già alcune competenze come quelle in materia per esempio di cave, di centri per l'impiego sono già ritornati alla Regione e adesso scopriamo che la difesa del suolo invece torna ad essere una competenza regionale. Ci sembra un po' il modo di fare un federalismo al contrario, francamente. Che tutto vada alla Regione proprio perché la provincia sostanzialmente rimane il disegno aperto della sparizione delle province ci mette un po' in difficoltà, perché penso che poi la Regione diventi un gran calderone e sia molto difficile porre attenzione e anche spendere soldi su quello che riguarda il nostro territorio provinciale, per cui speriamo che ci si ripensi sulle deleghe e soprattutto che la difesa del territorio rimanga alla provincia. Un quadro dai contorni in continuo mutamento, mentre di fronte agli scarsi mezzi il presidente Marcon non esita a ipotizzare la vendita del complesso di Sant'Artemio. Se vi fosse qualcuno interessato a valorizzare il complesso del Sant'Artemio per la sua interezza e con una vocazione che poi dia una risposta al territorio, noi non faremo orecchie da mercante. Io posso analizzare e anche valutare proposte di alienazione del compendio del Sant'Artemio. Dagli 80 ai 100 milioni di euro è valutato questo complesso. Continuano le corse, le gare solidali per la montagna devastata. A San Vendemiano sono stati consegnati nella mano del presidente della regione Luca Zaia le somme raccolte da tanti trevigiani. 20.000 euro li ha donati a Zove, associazione zootecnica veneta, ma è arrivato anche l'assegno della comunità musulmana di Susegana. Vediamo. Una goccia in mezzo al mare, una goccia che servirà a far tornare ancora più bella la nostra montagna devastata dal maltempo di fine ottobre. A San Vendemiano, nelle mani del presidente Luca Zaia, sono stati consegnati 3 assegni. Il primo di 20.000 euro, soldi raccolti da Azove. Azove sono bravi e dimostrano ancora l'attaccamento per il territorio, quindi grazie a Azove, grazie a tutti gli allevatori, a tutti coloro che comunque hanno contribuito a questa raccolta, che aiuta, è una goccia in un mare, però aiuta perché siamo in una condizione di estrema difficoltà. Sono oltre 2 milioni di euro raccolti attraverso il conto corrente della regione. Faremo in modo che questi ormai abbiamo oltrepassato i 2 milioni di euro, che questi oltre 2 milioni di euro vengano dedicati a un intervento simbolo. Azove non è nuova a questi gesti di solidarietà. Credo da sempre Azove attenzione per queste emergenze, l'abbiamo fatto per le zone terremotate e la facciamo ben volentieri per il nostro territorio. Un contributo, dice il presidente, fatto con il cuore. Sì, sicuramente sì, non solo, ripeto, perché siamo in clima natalizio, ma proprio perché è nella cultura di Azove e del mondo della cooperazione a dare una mano, un aiuto a chi purtroppo subisce queste devastazioni. Oltre all'Azove era presente anche l'imam del centro islamico di Susegana, che ha voluto contribuire raccogliendo dei fondi, un segnale importante. Di altissimo valore, fra l'altro, il centro islamico Emanet di Susegana, e qui c'è il presidente nonché imam, che versano per la nostra tragedia della montagna, quindi grazie di cuore. Ci sentiamo a casa nostra nel comune di Susegana e volevamo partecipare o dare qualcosa a quelli che hanno bisogno di più. Ed ancora il comune di Oderzo con un assegno di 13.145 euro, un'altra goccia nel mare che ridarà vita alla montagna. Allora Treviso con la via dei presepi.
La Via dei Presepi, così è stata chiamata l'iniziativa pensata per le famiglie e per i turisti, un percorso fra le vie della città, tappa dopo tappa, alla scoperta delle più belle natività. La Via dei Presepi è proprio un'iniziativa che vuole coniugare un momento per le famiglie, quindi un momento di spiritualità, di ritorno alla tradizione, quindi la visita dei presepi attraverso un percorso di presepi ospitati nelle principali chiese cittadine, ma anche proprio la riscoperta del patrimonio culturale straordinario che c'è all'interno delle nostre chiese. Sarà possibile intraprendere un viaggio nella tradizione natalizia servendosi di una mappa, partenza dalla chiesa di San Francesco fino alla tappa finale a San Nicolò, per passare da Santa Maria Maddalena, il Duomo, Santa Maria Maggiore ed il presepe tradizionale di Sant'Agnese. Non solo, ma l'assessorato all'istruzione ha lanciato l'iniziativa Il Cesto del Cuore. E quindi noi tramite la scuola abbiamo chiesto che a ogni ragazzino, possibilmente nella sua disponibilità, affiancato dalla famiglia piuttosto che a scuola, realizzi un pensiero che può essere veramente una frase, un augurio, una riflessione o anche un addobbo semplice creato da lui, che verrà riposto nelle ceste a fianco ai vari presepi che sono presenti lungo appunto la Via dei Presepi nelle chiese, e l'idea è che è un messaggio che passa da lui ed entra in un'altra famiglia, quindi è un po' un cammino anche questo. La Via dei Presepi partirà il 28 dicembre e si concluderà il 4 gennaio a Santa Maria Maddalena con un concerto dallo spirito natalizio. Il presepe fa parte della nostra cultura, spiega Don Paolo Barbisan. Non solo è un simbolo della tradizione cristiana, ma è un, potremmo dire, simbolo della nostra cultura italiana. Per esempio è stato inventato in Italia da un inventore illustre, un santo, San Francesco a Greccio, e ci parla del tema dell'accoglienza, della solidarietà, ci parla delle nostre radici. Come simbolo della vicinanza di Treviso alla popolazione bellunese colpita dal maltempo è stato inserito nella Via dei Presepi anche lo scenario della Natività dei Vigili del Fuoco dedicato alle montagne ferite dal nubifragio. Ore 13, fra pochissimo parliamo di salute, quindi state con noi per sapere tutto quello che vi diremo insomma, in tema di sanità, e poi questa sera 20:10 per parlare di economia e finanza con Fabio Menone e Riccardo Donati, due esperti in materia, e parlare di risparmiare sicuri, una legge epocale nuova sulla trasparenza in materia appunto di risparmio. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste. Ben ritrovati al meteo. Qualche fenomeno sulle nostre regioni, ma tempo in prevalenza buono. Nel dettaglio, sul Veneto sarà ampiamente soleggiato al mattino con cielo poco o parzialmente nuvoloso, solo con qualche foschia. Dal pomeriggio non si esclude qualche pioggia sui settori occidentali, in estensione entro la nottata anche a tutto il resto della regione. Temperature piuttosto fredde, con minime tra -3 e 0 gradi. Valori massimi compresi invece tra 4 e 7 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Situazione un po' diversa sulla nostra regione, dove invece il tempo si manterrà in genere più asciutto e anche soleggiato, e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Entro la nottata non si esclude qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime comprese tra -2 e 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 5 e 8 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Tempo a due facce sulla nostra regione, con qualche precipitazione, localmente anche a carattere nevoso a bassa quota sui settori meridionali, e con tempo più asciutto e in genere stabile invece sulle aree meridionali, dove sarà anche per lo più soleggiato. Temperature minime intorno a 0 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 3 e 6 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 è tutto. Arrivederci. Fresco e Vario, i surgelati di prima qualità, vi augurano buone feste.